La considero anche un'immagine più che altro per l'azienda. Un'ottima operazione commerciale. E questo è il commento prevalente nel mondo del vino all'iniziativa di Sandro Bottega dei 2 bicchieri al giorno come dose consigliata. Un'operazione commerciale che però non fa bene al settore proprio per il concetto di dose massima che di fatto strizza l'occhio all'Europa e alle etichette che equiparano il vino alle sigarette. A dire ne bevi 2 bicchieri perché altrimenti fa male, è come dire effettivamente il vino fa male, però non è così. Nella mia dieta mediterranea c'è sempre stato il vino, non c'è mai stato 1, 2, 3 bicchieri, è sempre il bere consapevole, moderatamente. Poi persone di una certa stazza ne possono bere 3, 4 bicchieri, ma gente un po' più mingerlina, un paio di bicchieri vanno bene, ma non dire 1, 2, 3, ecco, questo no. E se l'obiettivo era quello di responsabilizzare soprattutto i giovani, il messaggio a Sandro Bottega è chiaro: non bisogna confondere il vino con i superalcolici. Sappiamo che l'alcol non fa bene, soprattutto per i giovani, dico che tante volte si identifica l'alcol sempre con il vino, invece secondo me i giovani bevono tantissimi superalcolici, il vino fa bene, soprattutto se rosso perché contiene antiossidanti, polifenoli che fanno bene, prevengono infarti e quindi è quasi curativo. Berne 2 bicchieri al giorno, 3 bicchieri al giorno, questo non ha importanza, è un bere consapevole e moderato, possono essere utili anche 4 bicchieri al giorno di vino. Tesi confermata anche dal mondo della ristorazione. Non so se 2 bicchieri al giorno siano la dose giusta, però è bello sensibilizzare la gente su questo. E se fosse stata veramente un'operazione di sensibilizzazione, conclude il mondo del vino, sull'etichetta Bottega avrebbe dovuto consigliare ben altro. Il vino non si beve perché hai voglia di bere per dissetarti, lo bevi per degustare. Questo è il vino, lo bevi mangiando, apprezzandolo e abbinandolo a un cibo che comunque si abbina a quella tipologia di vino. Questo è il vino va bevuto apprezzandolo. Bevi consapevole, cerca di bere dei vini, soprattutto io sono un fautore del vino rosso, bevi autoctono, bevi raboso che contiene tantissimo resveratrolo e fa bene, previene gli infarti.